Il vero tema di ogni rivoluzione, di ogni trasformazione è il tema dell'eredità. La vera eredità non consiste nell'acquisizione passiva, ma in un movimento di riconquista. Si eredita solo se si ha la forza, il coraggio di riconquistare ciò che i padri ci hanno lasciato. In questo senso Matera è un esempio splendido, no? Cioè di qualcosa che proviene da un passato, ma che è compito delle nuove generazioni far vivere. L'eredità è una scelta, non è un destino. Ciascuno di noi porta nel proprio inconscio esperienze infantili arcaiche, alcuni dicono intrauterine addirittura. Ciascuno di noi porta del suo inconscio la memoria di ciò che è già stato. In questo senso Freud usava molto l'immagine della città sepolta per definire l'inconscio. L'inconscio assomiglia a una città, come Matera per esempio, che è una città che porta con sé stratificazioni mnestiche plurime, e la psicoanalisi è l'esperienza in cui noi ritroviamo le nostre tracce, quello che siamo stati, ma non semplicemente attraverso un lavoro di pura archeologia, perché in questa ricostruzione noi costruiamo anche quello che non siamo mai stati, quindi il nostro futuro, il nostro avvenire. Noi siamo abituati a pensare che da una parte ci sia il passato e dall'altra il futuro, no? E che il futuro sia l'oltrepassamento del passato. E invece noi dobbiamo abituarci a pensare che il passato cambia di significato, quindi vive in modo diverso a seconda di come noi viviamo il futuro. Noi possiamo vedere Matera come un mucchio di macerie, per esempio, ma se noi vediamo Matera così è perché è il futuro che illumina Matera in questo modo, altrimenti lo potremmo vedere non come città della vergogna, ma come luogo di bellezza struggente, ma lo vediamo come bellezza struggente solo a partire dal futuro. Questo vale molto anche nei fatti psichici, nella vita psichica. Ciascuno di noi non è il passato che ha vissuto. Il passato che ha vissuto si significa, si illumina, si mostra in modi diversi a seconda da come noi lo guardiamo dal punto di vista del futuro.